Luciano Fregonese, cosa c'è alla base della sua candidatura? La volontà di ricandidarmi già manifestata a fine 2023 è dovuta al fatto che molto è stato fatto in questi 10 anni, ma in realtà molto ancora c'è da fare. Abbiamo lavorato secondo le priorità e altri obiettivi importanti li vogliamo raggiungere, progetti già in essere, già in corso che vanno realizzati e non è facile poterli realizzare, ci vuole l'impegno e la costanza che abbiamo dimostrato in tutti questi anni. Quali sono i punti cardine del programma elettorale? La continuità con quello che è già stato fatto, soprattutto in ambito sanitario. Stanno partendo i lavori per la riconversione ospedaliera, 22 milioni di euro per realizzare un ospedale comunità, una casa della comunità, una centrale operativa territoriale, un punto di primo intervento. Certamente bisogna lavorare affinché poi i servizi vengano svolti all'interno, quindi col personale medico, infermieristico, ospedaliero necessario, ma poi continuità anche nelle opere pubbliche. Abbiamo partecipato a dei bandi PNRR per la rigenerazione urbana, per la riqualificazione di tutte le frazioni e tutte le borgate. E poi la condivisione di spazi all'aperto e al chiuso con le realtà del territorio, con i comuni vicini, con chi può offrire spazi che già esistono ma che richiedono degli interventi per poter essere fruibili per i giovani, per gli anziani delle frazioni del capoluogo. Ecco, questi sono i temi più importanti, ma in realtà il nostro programma è ben articolato e complesso. Non siamo preoccupati della complessità perché quello che abbiamo realizzato in questi 10 anni lo dimostra. Ci vuole capacità, ci vuole abnegazione, ci vuole passione e amore per il proprio paese e tutti gli ingredienti che noi abbiamo e vogliamo poterli mettere in pratica, e per questo chiediamo la fiducia e il voto.